C'entro anch'io, c'entro anch'io. Di nuovo c'entro anch'io, grazie a tutti, siamo qui, vi raccontiamo una Madonna con il bambino, un dipinto di un pittore greco-bizantino ed è conservato nella Pinacoteca Tosio Martinengo. Poi restate qui che abbiamo il proverbio. La preziosa risa in argento sbalzato è posta sulla tavola dipinta e lascia visibili solo i visi della Vergine e del bambino benedicente. Le figure sono stilisticamente collocabili nell'ambito della pittura greco-bizantina, caratterizzata da una resa dei volumi alquanto sfumata e ammorbidita, erede della cultura tardo-antica. Bene, quello di oggi non è proprio un proverbio, ma è proprio un detto dialettale. Che le magere impiccate, cioè in compagnia di Fausta, bella, giovane, gentile, simpatica, anche un po' teatrante. Anche leggermente teatrante, sì. Fausta, questo non è un proverbio, è un modo di dire. Di dire, me te son magre impicace. Magara impicace. Impicace. Conosci altri magri impicace? Mio marito. Magara anche lui. A poli. Perché te mi da mangiare? E te che riso a pote. Ora fa il teatro, la sta mia casa a fare di snà. Ed è bue mia da rider. Marito, che vogliamo fare? Cucina in autonomia. Te credo, se non vuol crepare di fame. Esatto. Matteo, bravo, bello, simpatico, giovane papà. Cosa meglio chiedere? Si Cosa dorme la chiedere notte col bimbo? Abbastanza, dai, potrebbe andare molto peggio, ma va bene così. Si alza. La mamma. Dovrei dirlo a mia moglie che mi ha fatto sempre credere il contrario. Però collaboro anch'io, sto sveglio. Mari nel letto, ma sveglio. Esatto, tu collabori nel senso che dai la spinta quando senti piangere. Chiamo perché Mari non lo sente, se no dopo ci si sveglia invece, così interveniamo subito e lo sediamo. Ci vuole, senza quello ragazzi è La importante. collaborazione è importantissima. Decisivo, bravo Matteo. Mager impiccato, ovvero? Allora, è magro tantissimo, proprio impiccato non è corretto, diciamo è magro. Scarno proprio. Esatto, ridotto all'osso, via. Sì, Più o meno. grazie. Prego. Molto magro, cioè è così, come un chiodo. Un chiodo. È arrivato il suggerimento però. Sì, Da chi? Giovanni, Giovanni. Anche, no, Giovanni, ma adesso un pochino meno, però era magro impiccato. Una volta anch'io ero magra e piccata. Dai, vuol dire che state bene, dai. Poi passano gli anni e ci si Si accomoda, ma va bene. allarga. Bene, grazie Ornella, grazie Giovanni. Prego. buona serata anche a voi. Magra e impiccata, non era questo un proverbio certamente, ma così un detto, un modo di dire, magro impiccato, una persona quindi dal fisico particolarmente retto, smilzo, snello, da ricordare quello di una persona impiccata. Questa è la nostra penultima puntata, quindi domani ultimo appuntamento con Centro Anch'io, vi abbiamo preparato una sorpresina, domani seguiteci e intanto diamo la linea ai nostri ragazzini, ai nostri bambini per le parole in dialetto misteriose. A domani per l'ultima puntata, grazie, ciao. Luca, ti piacerebbe andare a vedere una balera? Abbastanza. Che cos'è la balera? Un animale. È un animale la balera, e dove vive? In acqua. In acqua, no, quella è la balena invece è la sala da ballo.